Salve a tutti, oggi parlerò di una delle più importanti rivoluzioni dell'impianto di pacemaker e defibrillatori che ha coinvolto la cardiologia e l'aritmologia negli ultimi anni e sto parlando della stimolazione fisiologica del tessuto di conduzione cardiaco. Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo e mi occupo per l'appunto di impiantistica di device cardiaci e di ablazione di aritmie cardiache. Cercherò di spiegare concetti non facilissimi con le parole più semplici possibili e lo farò con l'aiuto di immagini di un articolo recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale New England Journal of Medicine. Partiamo da quello che avevamo fino a poco tempo fa. Si trattava soltanto della stimolazione del ventricolo destro, cioè noi stimolavamo soltanto un ventricolo, il ventricolo sinistro si contraeva successivamente. Questa stimolazione non fisiologica poteva portare nel tempo a delle problematiche in alcuni casi. Per ovviare a questa problematica, in casi selezionati, già dagli anni 90 è stata messa a punto quella che si chiama la stimolazione biventricolare, che rappresenta tutt'oggi il gold standard, cioè la procedura di riferimento in queste situazioni. Consiste nell'impiantare un elettrocatetere nel ventricolo destro e un altro nel ventricolo sinistro, ma non arrivando direttamente al ventricolo sinistro, bensì incannulando una vena che si chiama seno coronarico, che attraverso l'atrio destro arriva a stimolare poi il ventricolo sinistro. Questa metodica sicuramente garantisce una stimolazione più fisiologica dell'impianto solo per il catetere ventricolare destro, ma purtroppo ci sono alcune difficoltà come l'impianto, che è abbastanza lungo, l'utilizzo del mezzo di contrasto, che spesso è importante, la difficoltà di incannulazione del ramo del seno coronarico e soprattutto non sempre è presente il ramo posterolaterale, che è un collaterale del seno coronarico e quello che garantisce la migliore stimolazione fisiologica. Dagli anni 2000 è stata quindi messa a punto una stimolazione ancora più fisiologica del sistema di conduzione cardiaco che si chiama stimolazione del fascio DIS. Praticamente consiste nell'andare a stimolare la strada più grande prima che si vada a dividere nelle due branche. Purtroppo però anche questa metodica presenta delle problematiche, come ancora la difficoltà nell'impianto di questo catetere, i parametri che spesso non sono ottimali come soglia, impedenza e pacing, e ancora e soprattutto il rischio di dislocazione, cioè di spostamento dell'elettrocatetere, il che in alcuni casi costringeva a mettere un catetere aggiuntivo di sicurezza. Veniamo dunque alla metodica che si sta diffondendo sempre di più e nella maggior parte dei centri ad alto volume, come quello dove lavoro del Maria Cecilia Hospital di Cotignola Ravenna, rappresenta ormai la procedura di riferimento nella maggior parte dei casi. Il nome purtroppo è un po' difficile, si chiama stimolazione dell'area della branca sinistra e troverete spesso abbreviato come LBBAP o LBBP. Preciso che questa non si tratta di una metodica sperimentale, ma è una procedura ben supportata da evidenze scientifiche già dal 2017 e che utilizziamo da diversi anni. La metodica consiste nell'utilizzo di un solo elettrocatetere per stimolare tutti e due i ventricoli. Questo elettrocatetere viene posizionato attraverso il ventricolo destro nel setto interventricolare in modo da andare a stimolare l'area della branca sinistra. Questa metodica presenta diversi vantaggi, tra cui la minore difficoltà rispetto alle altre due procedure e ancora il minor rischio di dislocazione, dato che l'elettrocatetere è posizionato all'interno del setto interventricolare, e ancora i parametri che spesso sono migliori rispetto alle altre due procedure come l'impedenza, il sensing e il pacing. Le metodiche di stimolazione che ho esposto in questo video si eseguono con l'impianto tradizionale, cioè quello che prevede un tagliettino qui sotto la clavicola sinistra, di solito di pochi centimetri, attraverso cui viene reperita una vena dove vengono posizionati i cateteri. Questa è una domanda che mi fanno spesso, quindi non si tratta del mini pacemaker senza fili, in quanto questi dispositivi al momento non sono ancora idonei alla stimolazione fisiologica del tessuto di conduzione. Ora facciamo un piccolo recap dato che ho esposto diversi concetti. Abbiamo la stimolazione biventricolare tradizionale, che è ancora il gold standard, prevede l'utilizzo di due elettrocateteri per stimolare i ventricoli, è una procedura spesso un po' più lunga che prevede l'utilizzo del mezzo di contrasto e un minimo rischio di dislocazione soprattutto dell'elettrocatetere sinistro.
Poi abbiamo la stimolazione del fascio di His, che se vogliamo è la stimolazione più fisiologica in assoluto, ma è una procedura un po' complicata con rischio di spostamento dell'elettrocatetere e parametri elettrici spesso non ottimali. Infine abbiamo la metodica che si sta diffondendo sempre di più, che è la stimolazione dell'area della branca sinistra. Questa metodica prevede l'utilizzo di un solo elettrocatetere per stimolare i due ventricoli a parametri elettrici spesso ottimali, una facilità nell'impianto rispetto alle altre due procedure e un basso rischio di dislocazione. Se vi è piaciuto questo video, come sempre vi invito a condividerlo con chi volete per una maggiore diffusione e divulgazione. Vi invito inoltre a seguire le mie pagine social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.